tunisine per il controllo dello spaccio a Venezia. Dopo una primavera segnata da un'escalation di violenza, polizia e carabinieri hanno arrestato il quinto e ultimo ricercato. Si sono fatti aprire il cancello fingendo di aver bisogno di indicazioni stradali e invece erano 4 rapinatori armati di pistola. Minuti di terrore per 2 anziani di Mogliano. Si era allontanata nel pomeriggio di ieri in bici e poi aveva fatto perdere le sue tracce. L'anziana di 76 anni è stata ritrovata priva di vita nel fiume Gorzone a Cavarzere dai vigili del fuoco. Aveva collezionato una serie di denunce per stalking e danneggiamenti nei confronti dei vicini di casa dopo l'evasione dai domiciliari per il 38enne di origine serba e scattato il carcere. Protesta al Brennero, sabato da bollino rosso su A4 e A23, rischio di caos traffico nel ponte del 2 giugno, autostrade Alto Adriatico, alza l'allerta. Desertificazione dei centri abitati, dai piccoli negozi e acquisti online. Il Comune di Spinea lancia il progetto Compra Spinea in collaborazione con Media Nord-Est per valorizzare il commercio di prossimità e le attività del territorio. Buonasera dalla redazione di Venezia, questi i titoli. Faida tra clan di famiglie tunisine per il controllo dello spaccio a Venezia. Dopo una primavera segnata da un'escalation di violenza, polizia e carabinieri hanno arrestato il quinto ed ultimo ricercato. Prima l'accoltellamento in campo San Barnaba, poi il corpo di un giovane tunisino ritrovato nelle acque di un canale fino ad arrivare a risse con katane, coltelli e sprangate alle zattere. È stato arrestato l'ultimo dei 5 ricercati di origine tunisina che per tutta la primavera avevano tenuto sotto scacco la città lagunare. Faide tra famiglie per contendersi la leadership e il controllo della zona. Un'escalation di violenza che ha portato polizia e carabinieri in un'operazione congiunta a tracciare i profili di chi ha seminato il panico negli ultimi mesi. Si tratta del quinto e ultimo fermo nel giro di 10 giorni a Venezia. L'uomo, appartenente al clan tunisino Sacca, si trova ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio, lesioni aggravate, furto e rapina. È un allenatore di calcio di una società dilettantistica del centro storico veneziano, il 66enne agli arresti domiciliari per detenzione e scambio di materiale pedopornografico scoperto dalla polizia postale durante l'operazione delle scorse settimane. Sconcerto e sgomento tra i genitori della squadra. La società ha convocato una riunione con le famiglie coinvolte affidandosi a dei legali. Il presidente del comitato Veneto FIGC Giuseppe Ruzza ha interpellato i dirigenti del club e li ha invitati a rivolgersi all'organismo preposto per la tutela dei minori. Ho trovato i dirigenti sconvolti, sorpresi, ovviamente dispiaciuti e molto preoccupati. Il commento di Ruzza. Si sono fatti aprire il cancello fingendo di aver bisogno di indicazioni stradali, invece erano 4 rapinatori armati. Minuti di terrore per 2 anziani di Mogliano. In mattinata il ritrovamento dei loro cellulari portati via dai banditi in fuga. Gino Albaldo arriva, scende dalla macchina, pronuncia solo poche parole: ho preso tante botte. Quelle che l'hanno fatto finire all'ospedale dopo la rapina subita in casa da lui, 86 anni, e dalla moglie Maria Boraldo, che di anni ne ha 81. Sono le 8 di sera a Via Bianchi a Mogliano. Suonano al campanello, la porta è lontana dal cancello, gli anziani non sospettano nulla di male e aprono. Ma nell'abitazione fanno irruzione in 4, volti travisati, 2 impugnano una pistola. Li fanno sedere a forza sul divano, a Maria strappano la collanina d'oro dal collo, frugano dappertutto senza trovare altro. Prima di andarsene afferrano i cellulari dei 2 pensionati ritrovati a un centinaio di metri lungo la stradina sterrata. I carabinieri della stazione, che indagano insieme ai colleghi del NOR, li recuperano e li portano in caserma così da verificare eventuali impronte. Rapina dalla dinamica del tutto simile a quella messa a segno 3 settimane fa nella villa della famiglia Colombo a Selvana, non fosse che in quel caso i banditi si esprimevano con un accento dell'est. Questi sarebbero invece italiani e nella zona non nuova ai furti c'è sconcerto. Ho sentito l'ambulanza, però non ho visto i carabinieri. Dopo mia sorella mi ha detto che c'erano anche le auto dei carabinieri, non so. Li conosco perché andavo a passeggiare con il cane e, insomma, scambiavo sempre 2 parole. Poi lui era apicoltore, io avevo un negozio di apicoltura, sì che ci conosciamo da tanto tempo. Mi dispiace proprio, guarda, non so.
Mi dispiace, 3 mesi sono venuti 2 o 3 volte. Una volta mi hanno portato via l'auto dentro qua e l'ho trovata a Mugliano. Io sono anziana, sì che sto attenta. Ho i cani, e chiudo tutto e sto attenta, è l'unica cosa. Le luci, fuori, è un brutto vivere purtroppo. Era scomparsa nella giornata di mercoledì ed è stata ritrovata senza vita nelle acque del fiume Corzone a Cavarzere. Il corpo dell'anziana, una 76enne di Rottanova, ed è stato ripescato dal fiume, dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Uscita di casa in bicicletta, la 76enne aveva fatto perdere le sue tracce, silenzio che ha fatto scattare immediatamente l'allarme alle forze dell'ordine da parte dei familiari. Il suo corpo è stato recuperato nelle prime ore della giornata e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il cordoglio del sindaco Pier Francesco Munari, alla famiglia il più sincero abbraccio. Ed ancora cronaca, dopo l'ennesima denuncia per stalking, un 38enne di nazionalità serba residente a Mestre è passato dagli arresti domiciliari al carcere. Gli agenti della questura di Venezia e del commissariato di Mestre hanno arrestato un 38enne di nazionalità serba residente a Mestre da anni, fermato per evasione degli arresti domiciliari ai quali era stato sottoposto per stalking, misura violata in numerose occasioni. È scattata così l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Essendo in condizioni fisiche incompatibili col regime carcerario, deambulando su una sedia a rotelle, quando scattava l'arresto per violazione dei domiciliari o aggressioni nei confronti dei vicini di casa o dei baristi di un locale al Parco Albanese in particolare, dove rovesciava tavoli e distruggeva fioriere, gli erano sempre stati concessi i domiciliari. Durante una trasmissione televisiva con la troupe giunta sul posto per raccogliere l'appello dei vicini esasperati, il 38enne aveva anche aggredito la giornalista minacciandola e offendendola. Più volte rintracciato dalle pattuglie per il quartiere, alla fine ha rimediato così l'aggravamento ulteriore e il giudice ha sostituito gli arresti domiciliari con l'ordinanza cautelare in carcere in una struttura compatibile col suo stato di salute. Entro martedì il sindaco Simone Venturini dovrebbe nominare la nuova giunta. L'obiettivo è di essere operativi già da metà giugno. Sentiamo quali potrebbero essere le possibili scelte. L'idea è rendere la macchina operativa il prima possibile, lavoreremo molto sulle competenze e a tutti chiederò un impegno senza risparmiarsi, perché davvero governare Venezia è un privilegio ma è anche un grande sacrificio. Su questi principi il sindaco Venturini costruirà la nuova giunta, come dichiarato all'indomani della vittoria ai nostri microfoni. Tra lunedì e martedì saranno nominati dunque assessori e consiglieri. Il posto di vice sindaco spetta a qualcuno di Fratelli d'Italia e secondo il senatore veneziano e coordinatore regionale del partito Raffaele Speranzon deve andare all'ex assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, la più votata del centrodestra. L'ultima parola però spetterà ovviamente a Venturini. In base all'accordo elettorale a Fratelli d'Italia spettano 4 assessori su 10 e 3 di questi verranno scelti tra gli eletti. Oltre a Zaccariotto infatti ce ne saranno altri 2, tra l'assessore uscente Maica Canton, Alessandro Scarpa Marta, secondo per numero di preferenze, Gianpietro Trabuio, per anni consigliere di municipalità a Favaro, e Silvia Peruzzo Meggetto. Il quarto posto potrebbe essere assegnato a qualcuno degli esclusi e potrebbe andare all'ex presidente di Insula Fabio Raschillà. 3 assessori invece alla lista civica di Venturini. Sembra certo che l'ex presidente del Consiglio Ermelinda Damiano prenda il testimone del sindaco alle politiche sociali. Favorito poi Matteo Senno per lo sport. E in ballo se la giocano Marco Bellato, ex presidente della municipalità di Favaro, l'ex assessore Paola Mar e la new entry Costanza Melchiorri. Ci sono però anche degli esterni su cui il sindaco potrebbe puntare, mentre Paolino Danna sembra destinato a diventare il presidente del Consiglio Comunale. La Lega avrà 2 assessori. Uno sarà Sebastiano Costalonga, che con ogni probabilità continuerà a tenere la delega al commercio, l'altro verrà scelto tra Giovanni Giusto e Riccardo Brunello. Poi c'è Monica Poli, Lady Pickpocket più votata della lista. Per quanto riguarda Forza Italia sembra assodato che Michele Zuin terrà il bilancio del comune. Protesta al Brennero sabato da Bollino Rosso su A4 e A23, rischio caos traffico nel ponte del 2 giugno, Autostrade Alto Adriatico alza l'allerta, attesi forti flussi di mezzi pesanti e turisti diretti verso il nord-est.
Si prospetta un fine settimana da bollino rosso sulle autostrade del nord-est. La protesta ambientalista annunciata al Brennero rischia infatti di provocare pesanti ripercussioni sulla viabilità del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, proprio nel primo grande esodo turistico legato al ponte del 2 giugno. Autostrade Alto Adriatico ha deciso di innalzare da giallo a rosso il livello di allerta per il pomeriggio di sabato 30, prevedendo un forte incremento del traffico lungo la A4 Venezia-Trieste e la A23 verso Tarvisio. A preoccupare è soprattutto il possibile riversamento dei mezzi pesanti deviati dall'asse del Brennero a causa delle limitazioni connesse alla manifestazione. Si prevede infatti che dalla fine del divieto di circolazione dei mezzi sopra le 7,5 tonnellate in vigore fino alle ore 14, camion e tir successivamente andranno a rallentare le arterie. Le criticità maggiori sono attese nel tratto a 2 corsie della A4 tra Sandona di Piave e Portogruaro, nel nodo strategico di Palmanova e lungo la A23 nel segmento Palmanova-Udine Sud, aree già tradizionalmente sotto pressione durante i periodi di grande mobilità. Per fronteggiare eventuali emergenze, Autostrade Alto Adriatico ha predisposto misure straordinarie analoghe a quelle utilizzate durante i grandi esodi estivi. La gestione della viabilità avverrà in coordinamento con le altre concessionarie autostradali, con il monitoraggio costante dei flussi e possibili interventi tempestivi in caso di congestione. Domani sarà una giornata di passione e possibili disagi per i trasporti a Venezia, 24 ore di sciopero con il rischio paralisi nei collegamenti, in particolare per quelli acquei. Solo una decina di giorni fa, lunedì 18 maggio, era toccato a USB scioperare per 24 ore, creando forti disagi in laguna per gli spostamenti. Quella di venerdì si presenta ancora come un'altra giornata possibile da bollino rosso per gli spostamenti a Venezia con i mezzi di trasporto pubblico locale, sia per gli autobus in terraferma che per motoscafi e vaporetti in laguna. Sciopero di 24 ore dei trasporti, indetto questa volta dai sindacati generali di base. Per gli utenti si preannuncia un'altra giornata di passione, garantite, come per legge, solo le fasce protette e nella città d'acqua, dove non ci sono alternative a motoscafi e vaporetti, solo i collegamenti minimi con le isole. C'è attesa per capire quale sarà la percentuale di astensione dal lavoro, visti 2 scioperi così ravvicinati. Il sciopero di domani SGB assieme a tutti gli altri sindacati di base lo hanno dichiarato contro la concertazione e contro le economie di guerra. La concertazione perché è il risultato evidente che i salari, noi siamo gli ultimi in Europa sui salari. Contro le economie di guerra perché per i soldi per la guerra li trovano immediatamente, ma contro quello che va contro quello che è tutto il servizio sociale, quindi contro sanità, scuole e trasporti. Salari troppo bassi e dissenso verso chi trova fondi per il riarmo e la guerra e non così facilmente per i servizi essenziali ai cittadini. Queste le ragioni della protesta spiegate dai sindacati. Un grande parco tecnologico dedicato alla ricerca farmaceutica e all'intelligenza artificiale nascerà nei prossimi anni sulle macerie dell'ex ospedale al mare al Lido di Venezia. Prima delle elezioni sul progetto abbiamo sentito il sindaco uscente Luigi Brugnaro e Simone Venturini. Dopo la presentazione ufficiale dei giorni scorsi, con la cerimonia per la posa della prima pietra, sono finalmente ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione nel complesso immobiliare dell'ex ospedale al mare Lido di Venezia del progetto Mare, un parco tecnologico dedicato alla ricerca in ambito scientifico, farmaceutico e medico, con l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Al posto dell'ex ospedale al mare, chiuso e completamente abbandonato dal lontano 2003, tra i padiglioni vuoti e fatiscenti nascerà un grande polo che ospiterà dai 700 ai 900 nuovi posti di lavoro e residenti stabili, grazie alla visione dell'imprenditore tedesco il magnate Frank Gotthard, che investirà nell'operazione immobiliare altri 140 milioni di euro. Un grandissimo progetto frutto del lavoro dell'amministrazione che non sarebbe stato possibile con un'altra amministrazione comunale, ostaggio di centri sociali o comitati. L'ospedale al mare del Lido come segno di rinascita di straordinaria collaborazione pubblico-privato. 700 posti di lavoro altamente qualificati atterreranno qua e saranno disponibili poi a crescere fino a 900 negli anni a seguire. Un grande investimento nell'idea di una Venezia che attrae
terziario avanzato, ricerca, sviluppo, informatica e ingegneri. L'intervento partito in questi giorni dovrebbe concludersi entro il 2033, riqualificando anche alcuni spazi che torneranno ad essere a fruizione d'uso pubblico, come il Teatro Marinoni e la chiesetta di Santa Maria Nascente. Il progettista e l'architetto veneziano Alberto Torsello, che entra nei dettagli concreti dell'operazione. Fra 3 anni e mezzo, dovremo avere questi primi 300 posti di lavoro che stiamo già incominciando a costruire, proprio perché una struttura di questo tipo non la realizzi quando l'edificio è pronto, ma la devi incominciare a formare ben 2 o 3 anni prima. Il milionario e visionario Frank Gotter si è buttato anima e cuore in questa operazione, profondamente innamorato del Lido, un'operazione fortemente voluta anche dal sindaco uscente Luigi Brugnaro. Qui sono subito 300 posti di lavoro, fra 2 anni, quando sarà finito, adesso sono 6 mesi di bonifiche di edifici che sono chiusi qui, pensate all'ospedale Armada, da 30 anni. Congresso Will Veneto, forte appello arrivato dalla 2 giorni di incontri, serve un cambiamento del sistema produttivo più lento e più attento alla salute delle persone. Bisogna creare più produttività in questo territorio, perché senza la produttività non si potranno aumentare gli stipendi. E come? Cambiare il modo di produrre, il modo di fare. Non è più possibile pensare che la velocità a fare tanti pezzi sia sufficiente. Altre parti del mondo lavorano a un costo del lavoro molto più basso e non ce lo possiamo permettere. Un forte appello a cambiare il modello produttivo, mettendo al centro la vita delle persone, la sicurezza e la qualità del lavoro. È questo il messaggio lanciato da Roberto Toigo, rieletto all'unanimità segretario generale della Will Veneto al termine del secondo congresso regionale del sindacato ospitato al Museo M9 di Mestre. Feltrino, 54 anni, operaio del gruppo Electrolux Zanussi. Toigo guiderà ancora la Will regionale dopo un primo mandato segnato da una crescita dell'organizzazione. Gli iscritti sono infatti passati da 121.000 a 131.000 dal 2020 a oggi e Venezia si conferma la provincia con il maggior numero di tesserati, oltre 27.000. Al centro del congresso non ci sono stati però solo i nuovi incarichi. Il tema scelto dalla Will Veneto, un Veneto più lento, si è trasformato in un manifesto politico e sociale che punta a ripensare il rapporto tra produzione, lavoro e qualità della vita. Per poter crescere bisogna cambiare il modo di pensare di questo Veneto. E poi un ricordo, un tocco alle morti sul lavoro. È del tutto evidente il perché del lavorare più lento. La nostra forza che dovremo dare sarà quella di dare alla persona la consapevolezza del rischio, ovvero nel momento in cui si sentono in difficoltà si devono fermare, si devono chiamare. Ecco perché un Veneto più lento. Speriamo insieme di creare qualcosa di buono. Desertificazione dei centri abitati dai piccoli negozi e acquisti online. Il Comune di Spinea lancia il progetto Compra a Spinea in collaborazione con Media Nord-Est per valorizzare il commercio di prossimità e le attività del territorio. Ogni giorno compriamo con un click. Ma una città vive di persone, di incontri, di negozi aperti e luci accese. A Spinea ci sono più di 200 attività che ogni giorno danno vita alle strade, ai quartieri, alla comunità. Per questo nasce Compra Spinea. Se vive il commercio, vive la città. Il protocollo è un protocollo di collaborazione per lanciare un progetto che è Compra Spinea, che vi faccio vedere anche ai spettatori, che per valorizzare i negozi, le attività commerciali che ci sono qui. Poter dare lo spunto anche a cittadini che non sono qua di Spinea di venire a vedere in questa nostra città, poter acquistare, poter fermarsi negli esercizi anche nei bar, nei piccoli ristoranti che ci sono e poter quindi rilanciare quella che è la vita di una città. Prevenire la desertificazione commerciale e fronteggiare le sfide che l'acquisto online sta portando ai piccoli negozi di paese. Nasce con questo intento il progetto tra il Comune di Spinea e Media Nord-Est per valorizzare il territorio e il commercio di prossimità. Noi crediamo molto nel negozio di vicinato, nella qualità che porta, nella possibilità che dà alla città di essere viva e quindi è stato importante per noi investire in questo progetto per dare un'opportunità in più per i nostri commercianti. È
un negozio vicinato, la presenza di tanti negozi è la vita, la linfa che fa vivere la città. Una novità che potrebbe veramente dare un po' di aria ai nostri negozi, una modalità che non avevamo mai avuto modo di sperimentare, per cui penso che essendo partecipi a questa attività potremo avere solamente qualcosa di positivo. L'obiettivo è quello di portare le persone a vivere il paese e le sue attività anche con l'arrivo della Notte Gialla, degli eventi estivi e del Settembre di Spinea. Abbiamo messo insieme le forze in virtù dei tanti negozi e delle tante attività che Spinea detiene, un tesoro che non poteva assolutamente andare perso, e al via Compra Spinea, progetto innovativo, noi ci crediamo. Ed è davvero tutto per Venezia, dopo la sigla le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.